Ciao ragazzi, oggi sono tornato nel Bellunese, nella zona di Cortina. Sono a circa 2200 metri di altezza e qui sta per cominciare la stagione della desmontegata. E Tiziano è già pronto con le sue pecore. Mi racconti un po' cosa c'è qui intorno, Manuel? Che monti sono quelli che vediamo? Qui ci troviamo all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, proprio nel cuore del parco. Siamo in un ambiente bellissimo, come potete vedere. Qui di fronte a noi abbiamo il gruppo montuoso della Croda Rossa, in fondo abbiamo il gruppo montuoso del Cristallo, le Lavi Nores e qui c'è tutto l'altopiano di Fosses con la croda del Becco proprio in fondo. Questi sono i gruppi montuosi più belli ed interessanti della Conca Ampezzana e si trovano proprio tutti quanti all'interno del parco. Praticamente partiamo dal paradiso per scendere a valle. Senti Manuel, tu sei guardia parco, no? Sì. Qui di Cortina. Quanto è importante anche ai fini della sostenibilità ambientale l'attività di pastorizia? Ma è importantissimo perché comunque è un'attività che si perde nei secoli qui a Cortina e fatta per anni, per un periodo lunghissimo, ancora oggi è molto attiva sul territorio perché questa attività mantiene praticamente il territorio pulito. Certo. Come dicevi tu, in questo periodo l'estate le pecore sono al pascolo, però adesso se andiamo a fondovalle e puliranno tutti i prati e i pascoli che stanno nelle immediate vicinanze della Conca Ampezzana. La bellezza di Cortina non è data solo dal fatto che abbiamo questa bellissima cornice, questa bella corona di montagne, ma anche perché il territorio è ben curato e tenuto. Come mai si fermano? Perché sono 2 mesi che non fanno più niente queste, sono in ferie, ero qua. Abituata alla bella vita qui in quota. Quante ne hai, Tiziano? Migliaio circa. Migliaio. Da quanto tempo sono qui? Dal 5 di luglio. Adesso quanta strada faremo per scendere? 12 km circa. La fortuna che è in discesa. Ma tu da quanto tempo fai l'allevatore, Tiziano? Tempo pieno da 5 anni. E prima c'è una discendenza, voglio dire, questa? Mio nonno ne aveva, poi io l'ho fatto un po', poi sono andato a lavorare con mio padre. Da un'azienda di impianti elettrici e da 5 anni. Sei tornato allora? Sì. Un ritorno come mai? Passione. Passione. Aspetta perché vedi, l'occhio deve sempre seguire il leggero. Sì, scusa che vado. Vai. E com'è maturata questa scelta, Tiziano? Passione per gli animali, per la montagna, per le pecore, questa vita. Per la vita. Perché cosa dà questa vita? Libertà. Dica poco. Libertà, sembra che sia libertà, perché alla fine sei schiavo di loro. Ma ci sono schiavitù peggiori forse? Sì, sicuramente. Sicuramente. Tu quindi non sei di qua, vero? No, io sono di Tese di Piave. Quindi Trevigiano. Sì. Come mai la scelta di questo territorio e le pecore proprio qui? No, la scelta di questo territorio è stata che io ho una parte di gregge che è di Ampezzo Osi, che è una cooperativa qua di Cortina. Certo. Quindi io gli gestisco la parte del gregge e loro mi danno l'alpeggio. Questo non è un comprensorio ambientale qualunque. Il parco di Cortina è gestito dalle regole, che è questa istituzione che ha come titolari, come protagoniste, come gestori del territorio le famiglie e i loro discendenti. E le regole dettano legge su cosa significa gestire il territorio, ma non pensate a una istituzione autoritaria, perché sono loro stessi, per esempio, ad aver voluto il parco e sono loro stessi che
scelgono come gestirlo in ottemperanza a tutte le leggi, facendo in modo che nessuno possa col proprio comportamento pregiudicare il paesaggio di questo territorio. Una forma di autoregolamentazione molto importante che ha determinato la salvezza del territorio di Cortina. E poi c'è Tiziano, il pastore, che però prima di fare questo mestiere ha lavorato col papà in un'azienda, nella sua azienda di impianti elettrici. Però si sa, quando la passione ti viene inculcata da piccolo, cosa che con lui ha fatto il nonno, ti rimane dentro. E prima o poi salta fuori il richiamo che ti dice: torna da me, torna all'aria aperta, torna a fare un lavoro che ti piace e soprattutto che ti permette di essere te stesso. Cosa vuol dire venire qui su in quota a gestire le gregge? Che cosa si prova a fare questa vita, Tiziano? Che sembra anacronistica se vogliamo guardare. Ogni mattina è una novità. Ogni mattina è una novità, ogni mattina è una cosa nuova. Perché non è un lavoro facile, anche se lo sembra, vero? No, non è per niente facile. Perché visto da fuori sembra facile, sembra tutto bello. Sembra che stai là, all'ombra, guardi le pecore, non è. Ci sono documenti. Per fortuna ho la famiglia che mi aiuta con le carte. Certo. Tiziano, quasi a casa? Quasi, A che punto siamo qui? metà strada. Metà strada, basta, signor! Ma adesso dove si fermano? Tornano in stallo, tornano in ovile? No, sempre Pascolo Vagante, sempre all'aperto. È sempre nel piccolo di Cortina. No, adesso stiamo qua un mese circa. Poi pian piano a piedi arriviamo giù dalle parti nostre. km ragazzi, da 2200 metri a 1200 metri, aveva fatto un dislivello di 1 chilometro verticale, no? Sono stato bravo. È stato bravissimo. Cioè no, che la fa più, parlo per dovere professionale, ma... pensa che questa volta abbiamo fatto in discesa, pensa in salita cos'è? In salita che la Jeep. Ascolta Manuel, sì. Quanti ancora come Tiziano fanno questo mestiere in maniera nomade? In questa zona? Ma sono 2 pastori in realtà, tra l'altro tutti forestieri, quindi non di Cortina. No, una cosa importante da sottolineare è che la metà di queste pecore appartengono a una cooperativa qui di Cortina, si chiama appunto Ampezzo Oasi, e che ne fanno parte di questa cooperativa sono un gran numero di regolieri. Direttamente quindi non gestiscono più queste aziende di allevamento, però si sono associati, hanno fatto questa grande cooperativa che alla fine ci pulisce tutti i prati e i pascoli del nostro territorio. Questo è un valore importante perché gestire un paesaggio non è mai semplice. Se lo fanno direttamente questi diserbanti naturali, perché queste sono le pecore, è un vantaggio aggiunto. E ricordatevi che quando venite a camminare da queste parti, i sentieri sono puliti grazie a gente come Manuel, i suoi colleghi regolieri, ai pastori e alle pecore. Quindi rispetto ragazzi, mi raccomando, vero? Ho detto tutto bene? Perfetto, hai detto tutto giusto. Se no vi fare accaviati la transumanza con me, ma in salita. A voi vedervi. Grazie Manuel, grazie. Non vedo più Tiziano. Le a pensarsi. Eccolo là. Ciao Tiziano, grazie. Ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Così bravi.